Stato ha investito un meccanismo che serve a contenere, a contrastare il fenomeno che è evidente non più solo nel sud Italia come fenomeno, ma al nord, centro-nord, soprattutto come fenomeno economico. Con attività investigative complicate, di interesse. È chiaro che quello che manca, che secondo me è appunto il compito di questo, quale anche io mi impegnerò, è quello che bisogna andare a creare le coscienze, osservare alcune questioni. Per quanto riguarda, faccio proprio un precedente, poi ti scappano 5 minuti, per quanto riguarda le polizie locali, secondo me, sono base di esperienza che devono fare. Le polizie locali sono importantissime, perché hanno il contatto con il territorio e devono guardare quali sono le differenze rispetto al passato. La differenza qual è? Se voglio dire si brucia una macchina, se a un certo punto c'è un danneggiamento o un'azienda viene sempre presa di mira, viene sempre fatto un furto, probabilmente ci sarà qualcosa di più dell'aumento della criminalità in genere, no? Ci sarà qualcuno, ci sarà una regia, se poi viene fatto nello stesso comune sempre alle stesse persone. La polizia locale è quella che è più vicina ai cittadini, è quello che vive nella stessa comunità dove accadono i fatti e dove, al di là dei dati di investigazione, però girano le voci, girano le sensazioni, perché ci si incontra dopo il servizio al bar, perché si sentono nuovi. Queste voci, queste informazioni quindi che vanno raccolte, vanno messe a sistema, vanno condivise con le altre forze di polizia per poter poi essere approfondite. Per quanto riguarda i pubblici amministratori, qui bisogna fare attenzione, perché poi le mafie portano fatti chiusi. Le mafie portano soldi facili e bisogna fare attenzione e cercare, come dire, di essere un po' più distaccati da alcune dinamiche. Le mafie soprattutto cosa fanno? Cavalcano quelle che sono i normali, come dire, permettetemi di dire, le normali ruberie, tra virgolette, che può fare chi fa impresa. La tua frontiera della mafia, della criminalità organizzata, qual è? Non è tanto quella di andare e prendersi l'azienda, perché sarebbe stupido. Oggi riusciamo attraverso tutta una serie di attività investigative complesse a capire e a vedere, a seguire il denaro, no? Oggi la criminalità organizzata cosa fa? La criminalità organizzata le aziende le compra senza apparire. Io vi posso raccontare più di qualche intercettazione, fatta anche in altre terre, dove preso l'imprenditore milanese, l'imprenditore, che so, medico, tu quanto vuoi? Quello non capisce io, quanto vuoi, adesso quanto ti vuoi? Tu a casa tua per mangiare per te, quanto vuoi? 20, 50, 100.000, questi sono abbastanza soldi. Gestisci l'azienda. Sapete cosa vuol dire che per un imprenditore avere soldi infiniti, no? Sbarrare qualsiasi concorrenza. E allora qui ci dobbiamo iniziare a chiedere ai pubblici amministratori che devono fare il loro lavoro, ma come mai sta fatto sta scelta di tanto? Cioè, una cosa che c'è un valore, no? È chiaro che se uno la dà sotto costo può essere pure, sai, nel normale marketing di un'azienda sicuramente c'è qualcosa che sia sotto costo. Voglio dire, se uno va meglio, fondamentalmente c'è dei sottocosti all'inizio mese, ma perché sono accordi che servono a promuovere certi prodotti. E beh, insomma, negli appalti pubblici bisogna anche un po' andare a guardare, punti di riflessione. Bisogna un po' andare a guardare certe cose, quando è troppo sotto costo probabilmente ci saranno dei problemi. Si può anche dire di no. Questo è sono i cavalli di battaglia che fondamentalmente la criminalità organizzata, la criminalità organizzata, di questo dobbiamo essere noi accorti, attenti, a capire. Guardate che chi non rispetta le regole, il fuorilegge, il delinquente, il ladro, come vogliamo chiamare, non necessariamente porta intervento della parte, spesso più al nord porta esattamente come me, già che cavallo.